TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, una buona domenica a tutti voi, tra l'altro una splendida domenica di piena estate, davvero quella di oggi. C'è parecchia apprensione per le condizioni dell'atleta, del campione paralimpico Alex Zanardi, è ancora gravissima la situazione in cui si trova l'uomo, che tra l'altro è tenuto in coma farmacologico, ma vediamo subito gli aggiornamenti medici. Le conseguenze sulla vista ci possono essere senz'altro e quindi abbiamo anche chiesto consulenze da parte degli oculisti perché c'è qualche lesione naturalmente oculare, il trauma è anche facciale e quindi è probabile che ci possano essere delle lesioni anche di quel tipo, senz'altro, però sarà possibile naturalmente contare e avere delle stime a livello oculare anche questi tra qualche giorno, è difficile poterlo dire adesso. Lo stesso a livello neurologico? Lo stesso a livello neurologico, ripeto, i sedativi non ci consentono di poter fare una valutazione neurologica, il quadro è talmente compromesso che ci impone una terapia farmacologica. Abbiamo sentito dunque deve essere tenuto sedato appunto perché le condizioni sono molto serie, capire piano piano, quindi passo dopo passo capire quali saranno le conseguenze di questo terribile incidente in cui è rimasto coinvolto. E tra l'altro Alex Zanardi da oltre 20 anni vive nel Padovano, a Noventa Padovana, ed è una persona che vive il paese, vive il contatto proprio con i suoi paesani che tra l'altro stanno dimostrando tantissima vicinanza all'atleta. Se sulla terra esistono gli angeli, Alessandro Zanardi ne ha due tra i vicini di casa. Agata e India sono arrivate con la mamma fin sul cancello di casa del campione e hanno lasciato peluche e disegni con cuori e stelle con scritto "Forza, non mollare, ce la farai". Il pilota bolognese, 90 di adozione, ha proprio fatto proseliti. Ora sono i suoi ammiratori a dirgli "Vivi, risorgerai anche stavolta". Un incoraggiamento per Alessandro, per la moglie Daniela e loro figlio Niccolò. A Noventa il dispiacere è enorme, ma da qui parte un fiume di incoraggiamenti a Zanardi. È un esempio per tutti, per i giovani, per me che sono vecchia, è una persona eccezionale. Adesso mi viene da piangere, allora... È già risorto una volta. Sì, diamole un'altra opportunità. Diamole un'altra opportunità perché se lo merita. È una forza della natura quell'uomo, lui e anche la sua famiglia. Risorge un'altra volta, ce la farà. Spero che come ce l'abbia fatta la prima volta ce la farà anche questa volta perché è un grande, c'ha tanta forza e quindi... Se lo merita? Sì, ha voglia, è un unico campione, campioni così non se ne vedono e quindi ce la farà. È forte, Alex è forte. Mi capita spesso di vederlo qui per Noventa Padovana, quindi lo vedo, lo sento vicino e speriamo bene. Preghiamo che venga, che vada per il meglio. Sono molto dispiaciuta per Alex e speriamo che lui ce la faccia, veramente. È già risorto una volta. E risorgerà anche questa. E non solo, i cittadini residenti di Noventa Padovana stanno vivendo questi momenti col fiato sospeso per le condizioni di Alex Zanardi, un po' in tutto il Veneto, e allora abbiamo sentito proprio la voce di autorità civili e religiose. Da noventano, quindi da concittadino e da rappresentante anche della provincia, cosa si sente di dirci, di dire ai familiari di Alex? Io mi stringo al loro dolore e al loro momento molto difficile. Sono convinto che come ha vinto tante battaglie riuscirà a vincere anche questa. Zanardi, testimonial d'eccellenza del paralimpismo, domenica avrebbe dovuto inviare un videomessaggio di saluto e di incoraggiamento agli allievi dello schermitore olimpionico ipovedente Matteo Ardit, impegnati a Marcon. Se qualcuno non conosceva il mondo paralimpico, bastava nominare Alex che una persona inquadrava subito la situazione del mondo paralimpico, una persona sempre disponibile nonostante i suoi impegni perché impegnato col paralimpismo, ma anche poi lui correva ancora con le auto, ma sempre disponibile. Il paralimpismo che negli ultimi anni ha avuto anche un grande successo, ma è proprio con l'evento di Zanardi che ha portato questo entusiasmo e questa conoscenza, perché lui era un grande comunicatore, un grande atleta, una grande persona e quindi ecco quando si dice Alex era movimento paralimpico, io sono certo che ce la farà perché lui come sappiamo è forte, ha lo spirito, non molla mai, ecco, non molla mai.
Per Alex Zanardi pregano anche i frati del Santo di Padova. Il rettore padre Svanera lo aveva incontrato di passaggio per la Basilica durante la staffetta ciclistica. Il rettore ricorda che il campione era molto carico, sorridente, gioviale, motivato. C'è una breve pausa, ci troviamo subito dopo. Rieccoci in diretta, Focus TG, questa giornata di domenica. Bene, adesso vediamo un attimino com'è la situazione invece del Covid, perché pare che dalle ricerche, dagli studi anche che si stanno portando avanti dai virologi, pare che il Covid si stia spegnendo. Noi abbiamo pochissimi positivi rispetto al periodo passato e di questi positivi iniziamo a porci il problema se sono veramente positivi o sono dei falsi positivi, e questo dà il segnale che il virus sicuramente si sta spegnendo. Non più uno squalo, per usare le parole del presidente Zaia, ma un pesciolino. L'esame dei tamponi eseguiti dal 1 giugno a oggi dice che il Covid-19 ha perso di aggressività e di capacità di attecchire. Prova ne è che in un contesto a rischio come l'ex caserma Serena di Dosson il contagio si è fermato a 2 soggetti. Il virus è meno virulento e lo vediamo, cioè è una cosa talmente lampante, non abbiamo più pazienti che arrivano ricoverati, sicuramente circola meno probabilmente anche per quello che abbiamo fatto tutti quanti. Su 60.000 tamponi solo 210 positivi, e di questi solo in 11 casi rintracciarlo in laboratorio è stato possibile entro i cicli di cosiddetta amplificazione del virus normalmente previsti. Per gli altri la ricerca è stata molto più difficoltosa e questo, secondo il coordinatore delle microbiologie del Veneto Rigoli, spinge a riconsiderare l'effettiva positività e soprattutto la contagiosità di questi soggetti. Riteniamo che probabilmente alcuni pazienti a cui noi diamo un risultato positivo in biologia molecolare al tampone, questi potrebbero non essere infettanti e potrebbero avere dei virus morti o dei pezzi di virus. Tracce rimaste a livello cellulare, non più attive, dati preliminari, sottolinea Rigoli, da consolidare, ma di cui il Veneto è in possesso e il mondo scientifico deve tener conto e che permettono una possibile lettura dei prossimi mesi. Ci sono 3 possibili cose che succedono. Una, torna virulenta come prima, ma questo mi pare abbastanza difficile. 2, torna come è successo per l'H1N1 e come altri virus che sono diventati tra virgolette buoni e che fanno parte dei normali virus influenzali che tornano ogni anno. 3, potrebbe non tornare e seguire la strada della SARS, che tra il 2003 e il 2004 ha fatto quello che doveva fare e poi è scomparso. Novità sono in arrivo infine anche sul fronte della diagnostica. Si sta sperimentando un test multiplo per il prossimo inverno in grado di distinguere tra Covid e influenza stagionale. E nel punto stampa del governatore Zaia si è parlato ancora una volta delle prossime elezioni. Dopo le dichiarazioni del dottor Rigoli sulla perdita di potenza del virus ad oggi, il presidente Zaia è tornato ad affrontare il tema delle mascherine. Il tema non è esorcizzare la mascherina e metterla sul banco degli imputati, il tema è di dire che la mascherina per un po' di tempo ce la dobbiamo avere in tasca, in borsa, da qualche parte. Se c'è un minimo di assembramento, indossiamola. Se riteniamo che il luogo nel quale stiamo andando abbia necessità, cioè se noi entrassimo in un ambiente dove c'è polvere in sospensione, ma c'è qualcuno che sta facendo spolverando, non so, c'è qualcuno al compressore che soffia uno scantinato e avete la mascherina del coronavirus, voi cosa fate? Ve la indossate e dite vabbè non sarà coronavirus ma mi riparo. Considerate che poi diventerà un elemento che utilizzeremo, no? Anche perché avremo una cultura rispetto all'assembramento che è diversa rispetto a quella che avevamo prima. Intanto continua la polemica tra Roma e Zaia sulla data delle elezioni. A tutt'oggi il governo italiano non ha fissato la data delle elezioni, questo deve essere chiaro a tutti. C'è la finestra ma non la data specifica al presidente, che ribadisce quanto sia fondamentale l'Election Day. Se il governo mi convoca l'Election Day il 27, vuol dire che io spreco 14 milioni di euro
non approfitto dell'Election Day, perché vi ricordo che l'Election Day che vuole fare il governo ci vuole mettere il referendum. Quindi non sarà solo un Election Day regionali e quel po' di comuni che andranno a votare, ma sarà un Election Day per tutti i comuni e per tutti i cittadini, perché c'è il referendum. Quindi per onestà dico che noi auspichiamo che l'Election Day sia il 20. Ovvio che se questi ce la mettono il 15 di dicembre, noi a questo punto convochiamo il 20 di settembre. Intanto restiamo a Venezia perché c'è parecchia preoccupazione sulla costruzione, la realizzazione di questo nuovo inceneritore Siamo Fusina, tanto che è stata realizzata una raccolta firme. Vediamo. Il tema è di quelli che tengono banco, ma su dove si debba o si possano organizzare iniziative di confronto su un progetto discusso come il nuovo impianto di termovalorizzazione di Fusina è polemica, dopo che il servizio tecnico e amministrativo dell'istituzione Bosco e Grandi Parchi, ente controllato dal comune, ha negato la possibilità di raccogliere firme contrarie all'impianto per bruciare combustibile da rifiuto e fanghi essiccati nei parchi di San Giuliano e della Bissuola. In questi anni purtroppo la possibilità di confronto dei cittadini è diminuita, quindi è un leitmotiv di questa amministrazione. Pensiamo all'eliminazione delle consulte, anche quella sull'ambiente che sarebbe stata importantissima in questo caso, così come gli spazi dedicati agli incontri dei cittadini, adesso si negano addirittura le raccolte firme all'esterno. Questo è inaccettabile, i cittadini hanno diritto di poter raccogliere le firme e presentare le proprie istanze, sarebbe necessaria una nuova amministrazione che ascolti i cittadini e condivida le scelte. Il permesso a raccogliere firme contro l'inceneritore di Fusina è stato negato per l'argomento di natura politica e la concomitanza con il periodo elettorale. Contro il progetto si sono schierate diverse associazioni e la municipalità di Marghera ha promosso diverse iniziative di confronto, alle quali però non si sono visti rappresentanti dell'amministrazione comunale. Sin dall'inizio ha promosso iniziative di confronto con i cittadini, organizzando 2 incontri a Malcontenta per parlare direttamente quando il comune non si è minimamente mostrato attento a una discussione né con la municipalità e tantomeno con i cittadini. Non si è mai presentato e non abbiamo mai potuto discutere. Ora che i cittadini chiedono di poter dire la loro e raccogliere le firme, riteniamo che sia veramente folle questo atteggiamento, che invece debba essere completamente cambiato con un nuovo modo, anche coinvolgendo le stesse municipalità. E siamo riusciti a collegarci via Skype con il sindaco di Noventa Padovana, dove abbiamo sentito parecchie persone, dove vive da più di 20 anni Alex Zanardi. Alessandro Luigi Bisato, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato nei nostri studi. Situazione Alex Zanardi, davvero è un incidente che ha scosso tantissimo tutta la comunità di Noventa, dove abbiamo sentito anche parecchi suoi compaesani. È davvero ben voluto, Alex. Assolutamente, è impossibile non voler del bene ad Alex Zanardi. È un uomo fantastico che con la sua vita ha saputo testimoniare come ci si sappia risollevare dai problemi che la vita ci può mettere di fronte. Speriamo vivamente che sia in grado di farlo anche stavolta, veramente. Ho tutto il paese, a partire dal sottoscritto, ma idealmente a tenere insieme tutti, che prega chi crede per le sorti di Alex. Senta, lei è riuscito a mettersi in contatto con i medici? Ha avuto qualche aggiornamento in queste ultime ore sulla situazione di Alex, perché abbiamo sentito che tra l'altro è tenuto in coma farmacologico perché potrebbe avere delle conseguenze molto serie anche alla vista? Onestamente no, al di là di un messaggio di cuore che ho mandato alla signora Zanardi in queste ore, io penso che serva tanto riservo e come dire, una compostezza anche negli atteggiamenti, perché invadere una privacy che vuol dire poi avvicinarsi agli affetti e devastarli ulteriormente. Noi lo aspettiamo con forza, gli vogliamo trasmettere tutta la nostra forza anche se a distanza. Anche perché tante persone hanno detto che davvero ha rivoluzionato un po' il paese lui, proprio col suo modo di essere. Come dico spesso io, non ho mai intravisto il personaggio dietro l'uomo, cioè quando incontriamo l'uomo Zanardi è lo stesso stereotipo che vediamo in TV, che vediamo quando lui presenta, quando lui gareggia, quando lui quindi è come dire, è in pubblico,
E questa è la verità che passa attraverso gli occhi, il volto, i sorrisi, le strette di mano, gli autografi che lui fa, o perlomeno anche andare a fare la spesa, a far benzina o prendersi un caffè. È normale, è uno di noi che come dire, ha fatto fortuna, ma ha fatto fortuna sulle proprie braccia, sulla propria forza d'animo straordinaria. Gli auguro il meglio possibile e immaginabile, cioè non ho altre parole da esprimere per dire quanto 90 voglia bene, anche se lui, come dire, è venuto ad abitare qua chissà quali chissà quali congiunzioni astrali, ma è diventato uno di noi perché dà una forza d'animo che è straordinaria. Soprattutto anche le persone che hanno qualsiasi difficoltà nella vita vedono Alex e si risollevano, quindi adesso siamo noi a dargli forza, ecco. Bene, allora io ringrazio il sindaco di Noventa Padovana, grazie allora per questo suo intervento ed è il forte messaggio che lei come primo cittadino di Noventa ha lanciato davvero, senz'altro verrà colto dalla famiglia soprattutto di Alex, quindi c'è bisogno anche di questa vicinanza, davvero. Grazie sindaco. Grazie ancora a voi. Bene, quindi abbiamo visto... È caduta la linea mentre stava finendo di parlare. Noi adesso torniamo a Venezia, perché cosa è successo? È successo che c'è stata una manifestazione molto forte da parte di tanti cittadini extracomunitari, persone che dicono noi ormai siamo italiani a tutti gli effetti, lavoriamo da tantissimo tempo e esigiamo anche di essere trattati come tutti gli altri. Permesso di soggiorno! Permesso di soggiorno! Vogliono essere cittadini regolari, continuare a lavorare e vivere in un paese in cui sono considerati uomini e donne e non braccia. Nella giornata internazionale del rifugiato si sono ritrovati in via Nicolodi a Marghera, a 2 passi dall'ufficio immigrazione della Questura di Venezia. Le loro richieste partono dall'estensione a tutti i settori delle procedure di emersione e regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Si è molto mobilitata la comunità migrante del territorio e moltissimi sono i lavoratori in Fincantieri che saranno costretti a licenziarsi da un contratto a tempo indeterminato per stipulare un contratto falso come lavoro domestico, perché con i permessi temporanei almeno quello permette di ottenere un permesso di lavoro e di non ritrovarsi clandestini tra 2 mesi. Un documento che contiene gli 11 punti della piattaforma rivendicativa della campagna nazionale Siamo qui, sanatoria subito, viene consegnata al viceprefetto vicario di Venezia Sebastiano Cento. L'emersione e la regolarizzazione, dicono i manifestanti, rappresentano un argine allo sfruttamento dei lavoratori e una condizione di sicurezza per tutti. Qui il Comune di Venezia siamo, come immigrati siamo numerosi, più di 10.000, però senza permesso di soggiorno sarà sui 500-600. Siamo tanti qui con la famiglia che vivono da tanti anni, vedete anche un po' in scuola che siamo 25-30%, siamo solo noi, allora perché siamo venuti da tanto lontano, poi non è facile che torniamo dietro, allora noi siamo ormai integrati qui in questo paese, questa città, in Venezia, siamo veramente numerosi, comunità bengalese, allora il nostro futuro è qui. C'è una pausa, ci troviamo tra qualche minuto. E eccoci in diretta, tra l'altro sto vedendo che ormai è tutto allestito nella sede regionale della protezione civile, siamo in attesa, vedete i microfoni sono già sistemati a posto, stiamo aspettando il presidente Zaia con gli assessori e quindi davvero una manciata di minuti. Io intanto ne approfitterei per darvi un paio di notizie che sono arrivate poco fa dai carabinieri della compagnia di Vicenza, quindi vediamo subito. Ad Arcugnano, tentato furto ai danni della filiale della Cassa Rurale Artigiana, credito cooperativo di Brendola. I carabinieri di Brendola assieme ai colleghi di Camisano Vicentino e della sezione operativa della compagnia di Vicenza poco dopo la mezzanotte scorsa sono intervenuti appunto ad Arcugnano per un sopralluogo a seguito del tentativo di furto che si è verificato poco prima ai danni della banca. Dai primi accertamenti è risultato che 4 individui con il volto travisato sono arrivati proprio davanti all'istituto di credito con un furgone che avevano rubato in precedenza da una ditta di Altavilla Vicentina. Hanno cercato di forzare una porta laterale, però hanno desistito perché è scattato l'allarme, quindi sono scappati. Adesso i carabinieri stanno cercando, utilizzando anche i sistemi
sistemi di videosorveglianza, di risalire a questi malviventi, mentre ancora all'Onigo questa volta una donna è entrata nell'abitazione di un anziano e gli ha rubato denaro, praticamente questa 37enne di nazionalità kosovara residente a Lonigo è entrata nella casa di un 78enne che abita appunto in paese e è entrata, si è presentata come un'amica, con una scusa l'ha distratto ed è riuscito a rubargli dal portafoglio 100 euro ed era poi scappato. È riuscito comunque, i carabinieri sono riusciti a individuare la donna perché aveva lasciato un numero di telefono all'anziano, non si sa per che motivo, comunque sono riusciti a risalire alla 37enne ed è stata appunto denunciata per furto, ma che tra l'altro la cosa più grave è che si sia accanita contro questo anziano, quindi abbia approfittato di questo anziano. Intanto stiamo vedendo che sono arrivati il governatore Zaia, l'assessore Lanzarin. Dottoressa, mettiamo qua. Abbiamo degli ospiti oggi. Un altro qua e un altro qua. 2 qua e 1 qua. I giornalisti chiedono una foto perché sennò non si capiscono. C'è la foto del gruppo. Paolo. Anche tu Luca, mi raccomando, in HD. Grazie, intanto grazie. Senza mascherine? No, ma dopo gliela fatta bella con i microfoni, insomma, viene fuori una bella roba. Insomma, intanto grazie e buongiorno a tutti. Vedete che questa roba dopo vi spiegherò, è una roba, giusto? Conosci questa? Bene, e un ringraziamento a tutti. Ora si dice buona domenica e buona estate, dovrei dire, no? C'è il 21, non si avevo neanche accorto sto giro. È stato un pic indolor, nel senso che c'è sfuggita di mano la primavera. Peraltro non abbiamo mai avuto una primavera così bella come quest'anno, chiusi in casa, penso che sia tutto in regola. I detti una volta sull'anno bisestile quest'anno hanno avuto tutti la conferma. E grazie a tutti, sono dei signori fuori, se volete accomodarvi, prego. Sono tanti, vabbè. Quanti? Di entrare, ma se hanno una mascherina si accomodano, che problema c'è? Avanti. Trovate la temperatura. Uno mi sembra di capire di conoscerlo. Non è Matteo? O sbaglio? Non sei Matteo? Bene. Ciao Matteo. Bene. Ecco qua. Grazie. Allora, guardate, oggi è una giornata particolare. Intanto chi sono gli ospiti, no? Gli ospiti sono degli ospiti assolutamente famosissimi, forse qualcuno non li ha riconosciuti, sono i 3 eroi che sono andati a sostituire i medici che si sono ammalati su Vo. E quindi sono medici laureati in medicina e chirurgia, abilitati e si sono specializzati nella medicina generale, quindi li ringrazio e li saluto. Stiamo parlando della dottoressa Gallea Maria Teresa, del dottor Sostini Luca e del dottor Paolo Simonato. Vabbè, poi vi diamo tutti i nomi nel comunicato. Poi farò un breve intervento perché loro hanno sostanzialmente dato un grande aiuto a quello che è stata... Cosa succede? Un grande aiuto a quella che è stata poi durante questa tragedia, perché si sono messi a disposizione. E come diceva un vecchio medico a me, diceva: guarda che noi siamo stati formati per vivere in trincea con i batteri, con i virus, e questi ragazzi, posso dire ragazzi, se vi dico gli anni di nascita sono veramente ragazzi, e hanno dimostrato di avere conclamato e confermato il giuramento Ippocrate.
magari a differenza di qualcun altro che se l'è dimenticato. Bene, detto questo, bollettino veloce, 2 o 3 robe e poi passiamo la parola a loro che sono gli ospiti d'onore di oggi. Saluto anche il dottor Domenico Crisarà, il presidente di FIMG, col quale abbiamo sempre degli ottimi confronti, anche qualche scontro ogni tanto, ma ci vuole, però come dico sempre io, i medici di base sono come la Panda, se non ci fossero bisognerebbe inventarli, perché comunque sono un anello fondamentale nella catena diciamo, di quello che è la sanità, no? Cioè, il servizio si eroga dall'ambulatorio del medico di base poi al trapianto, grande trapianto, però se non ci fossero i medici di base sinceramente, anche per, dopo magari vi dico 2 o 3 robe che abbiamo fatto con i medici di base. Totale tamponi, andiamo veloci, 877.052. Persone in isolamento sono 833, sono 63 in meno. Numero dei positivi, 19.245, sono più 7. Avete capito da ieri che possono avere un pezzo di virus, i virus, e quindi ovviamente continuiamo con lo studio, andiamo oltre i 60.000 tamponi. Ricoverati 225 più 1 e abbiamo 28 positivi dei 225. Terapie intensive 12, è invariato rispetto a ieri. Morti invariato rispetto a ieri 2002 e quindi di conseguenza invariato anche i morti in ospedale. I dimessi sono 3.541 più 1. Comunque il bilancio è sempre buono perché ne abbiamo caricato uno di paziente, ne abbiamo dimesso uno, per cui oggi che è la giornata che chiude con parità. I nati nelle ultime 24 ore sono 89. Allora, domani vi confermiamo con la delibera del Comitato Tecnico Scientifico tutte le linee guida del tema RSA, case di riposo e altri centri, e anche alcune novità, se ci riusciamo, sul trasporto pubblico, quindi sul trasporto, sul trasporto privato, forse qualcosa sul pubblico, ma lo stiamo valutando questo aspetto. Per lasciare più spazio ai medici che sono qui, e ci tengo veramente che voi possiate sentirli, saluto solo dei bimbi che sono venuti qui a trovarci oggi. Una bimba che è Azzurra di Santa Lucia di Piave, dov'è? Eccola qua. Questo è tuo? Complimenti, grazie. Oh, senti che brava bambina. E poi c'è un'altra bimba qui che ci ha portato oggi un disegno di Moriago della Battaglia, Sara Testa, eccola lì, no? Con la bambola in mano. Ma non ci ha portato solo un disegno, voi vedete che ha fatto il disegno, ci ha portato anche 20 euro, giusto? Quindi grazie anche per i 20 euro. E poi Sara, siccome si è preoccupata, dice: ma fate troppo, hai pubblicato le foto della lavanda e non hai pubblicato molte altre cose, voi sapete che ci chiederà i danni il proprietario del campo di lavanda, perché vanno tutti al campo di lavanda a farsi le foto. Sara ci ha portato questo. Potremmo fare un quiz su questo, no? Allora, siamo a Moriago della Battaglia e questo sono i mamai, giusto Sara? Quella dei mamai è certamente una delle tradizioni più antiche del nostro paese, Moriago della Battaglia. Tra il verde dei campi è possibile distinguere molte specie di piante e fiori non autoctone, arrivate qui grazie al Piave. Piave ha portato giù le sementi, quindi ho pezzi di radice, che funge da veicolo impollinatore. Tra esse spicca nelle grave, per la forma curiosa e originale, la spiga pennata o lino delle fate, questo è il lino delle fate, o appunto il mamai, come comunemente viene chiamato a Moriago della Battaglia. È una bella storia, eh? Una graminacea, quindi questa è una pannocchia, o meglio una spiga aperta, con foglie setoliformi finemente scanalate. Il fusto tocca i 60 cm, la fioritura avviene nel periodo maggio-luglio, mettendo in luce dei pennacchi piumosi ed argentei, lunghi anche 30 cm e attorcigliati sulla base. Il pennacchio bagnato nel latte di calce.
ed esposto al sole diventa presto vellutato come la pelle del gatto, o meglio del mamao, da qui mamai, termine dialettale col quale si indicava qualsiasi tipo di pelliccia. Leggenda vuole che le fate, alla ricerca di tessuti speciali per i loro splendidi abiti, scendevano a valle dalle loro foreste incantate per cogliere lunghe reste piumose di questa particolare pianta, per poi tessere le loro vesti argentate e luccicanti. I mamai hanno decorato da sempre le case di noi moriaghesi, che per farli conoscere da alcuni anni la Pro Rock organizza una festa che si svolge all'Isola dei Morti, prima guerra mondiale. Quest'anno sarebbe stata la 38esima edizione, e quindi ringraziamo Sara per averci dato modo di conoscere i mamai. Guarda, è sofficissima fra l'altro, merita un applauso. E ovviamente anche Azzurra un altro applauso, mi ero dimenticato. Brave le bimbe. Poi facciamo gli auguri alla signora Maddalena Compostela, e qui glieli facciamo di cuore, compie gli anni oggi, 100 anni, purtroppo sono 100 anni col Covid, sta combattendo e ha detto ce la farò, è ancora positiva, e quindi la salutiamo e le facciamo i doppi auguri per i 100 anni e anche per il coronavirus, che se ne vada velocemente. Non aggiungo altro. Passerei la parola alle domande se ne avete, se no passo la parola direttamente ai medici. Facciamo i medici. Bene. Allora, vi ho presentati prima la dottoressa Gallea, il dottor Sostini, il dottor Paolo Simeonato. Andrei con questo ordine, passo la parola alla dottoressa Gallea, poi al dottor Sostini e poi al dottor Simonato. Simonato Paolo, Sostini Luca, Gallea Maria Teresa. Prego, dottoressa. Quindi stiamo parlando di giovani medici che si occupavano della continuità assistenziale, guardie mediche, che nel momento in cui c'è stato bisogno di loro hanno risposto subito presente, come li ho chiamati io, dei riservisti. A Vo in particolar modo tutti e tre sono andati a Vo, voi sapete che hanno avuto anche riconoscimento dal Capo dello Stato, tutti e tre sono andati a Vo a sostituire colleghi che si erano ammalati. Prego. Buongiorno a tutti. State vicino. Ringrazio il Presidente e l'Assessore per l'invito. Io appunto sono Maria Teresa Gallea e diciamo che oggi ricorre per noi il quarto mese, perché siamo esattamente a 4 mesi di distanza da quel venerdì 21 febbraio quando tutto è cominciato. Io mi trovavo proprio in una serie di continuità assistenziale afferente al territorio di Schiavonia. Quindi Schiavonia era appena stata chiusa da poche ore e tutta la popolazione era andata in confusione, perché comunque non sapeva quello che stava succedendo. Quindi quel weekend là per noi medici della continuità assistenziale è stato un weekend veramente intenso, perché dal venerdì sera fino a lunedì mattina eravamo diciamo il primo contatto per tutti i cittadini che magari nei giorni precedenti erano stati lì a Schiavonia a fare degli accertamenti, a visitatori di pazienti ricoverati, e non sapevano che cosa dovevano fare, se dovevano porsi in isolamento, se dovevano applicare alcune precauzioni. Quindi quella è stata la prima bomba alla quale abbiamo dovuto far fronte in quei giorni. Contemporaneamente la domenica la nostra federazione ci contatta attraverso i nostri canali di comunicazione, WhatsApp, varie liste di contatti, perché si era posto il problema che i 3 medici di famiglia di Vo erano stati posti in isolamento. Era la domenica e il giorno dopo, il lunedì, bisognava che qualcuno andasse a aprire i loro studi per 2 settimane. E lì ci siamo confrontati, forti anche del fatto che comunque avevamo già lavorato assieme, e abbiamo deciso di offrirci, anche per appunto il codice deontologico che è stato citato prima, che chiede ai medici comunque di mettersi a disposizione negli stati di emergenza. E quindi in quel contesto abbiamo riflettuto un po', abbiamo avuto la garanzia di avere comunque tutti i dispositivi di protezione che erano fondamentali, e abbiamo dato la nostra disponibilità.
Permettetemi di citare e di ringraziare anche tutti gli altri colleghi, perché noi siamo stati i primi e siamo stati quelli che hanno avuto più visibilità, però in tutti questi mesi, ancora oggi, ci sono degli altri colleghi della Scuola di Formazione in Medicina Generale del Veneto che nel giro di 48 ore in maniera autonoma ci siamo organizzati tra noi, abbiamo creato una lista di disponibilità provincia per provincia per andare a coprire in emergenza i vari medici che poi nei vari mesi sono stati messi in isolamento perché a contatto con pazienti poi trovati positivi. E ci sono ancora dei colleghi ricoverati, per esempio solo nella provincia di Padova ci sono stati 16 casi di medici di medicina generale che sono stati posti in isolamento e contagiati e ancora oggi ci sono anche nella nostra provincia c'è un collega che è ancora ricoverato, sta facendo la riabilitazione respiratoria e c'è ancora una collega della scuola di formazione che sta sostituendo appunto il collega ricoverato e quindi noi siamo stati diciamo un po' quelli che hanno avuto più riconoscimento, però non siamo stati gli unici, siamo diciamo, l'espressione di un altro gruppo di giovani più grande. Grazie. Dottor Sosteni, prego. Buongiorno a tutti intanto. Siccome diceva la mia collega qui, abbiamo subito accettato quando abbiamo visto che c'era bisogno e io ancora più di tutti perché ho con miei assistiti, io sono medico di medicina generale nel comune limitrofo di Cinto e ho alcuni miei assistiti residenti a Vo. Quindi ero maggiormente preoccupato perché quando sentivo dire che rimanessero senza medici, che chiudevano la città, mi preoccupavo per capire come poter dare assistenza. Quando poi sentivo che veramente c'era l'intera città senza medici, subito allora ho scelto di appunto aderire. Non è stato facile perché comunque continuavo a gestire anche il mio ambulatorio, il mio studio medico lì vicino e quindi dovevo gestire entrambi e io ringrazio veramente tutti i colleghi, i collaboratori e il personale del territorio, dagli infermieri agli assistenti di studio che veramente mi hanno supportato e dato un grandissimo mano per riuscire al meglio a fornire assistenza in un momento in cui nessuno sapeva e poteva immaginare quale contesto saremmo dovuti trovare appunto a fare la nostra professione. Ecco, questa è la mia esperienza. Grazie. Dottor Simonato. Prego, dottore. Buongiorno a tutti, io sono Paolo Simonato, sono appunto un collega di Luca e Maria Teresa e volevo raccontarvi un po' quali sono state le nostre difficoltà iniziali, perché un po' quello penso che sia la domanda che si pongono tutti, perché che differenza c'è tra il medico di base a Vo? Il problema principale è semplicemente che il virus all'epoca non si conosceva, non c'erano grandi informazioni né dal punto di vista scientifico né dal punto di vista terapeutico, quindi noi abbiamo dovuto un po' reinventare e riorganizzare quello che era l'assetto ambulatoriale che avevano i nostri i colleghi che siamo andati a sostituire. E ovviamente in Veneto viene privilegiato l'accesso di natura libera, quindi senza prenotazione. Ovviamente in tempo in cui all'interno di una zona rossa, della prima zona rossa del Veneto, tutto il paese è potenzialmente considerato infetto, comunque in corso di indagini in merito, non potevamo ovviamente gestire l'ambulatorio in questa maniera, quindi anche forti del sistema di triage che è stato pensato dalla nostra federazione, dalla società scientifica, abbiamo pensato di chiudere l'ambulatorio d'accesso diretto, interfacciarsi direttamente con quello che è l'amministrazione comunale per fornire tutti i nostri recapiti alla popolazione e anche alle farmacie della zona, in modo tale che i cittadini avessero comunque dei punti di riferimento sia tramite cellulare che ovviamente per mail, e abbiamo cercato di lavorare tra virgolette in telemedicina, anche se non è proprio un termine correttissimo. E ovviamente l'ambulatorio veniva comunque garantito a determinati pazienti che ovviamente venivano spogliati di tutto quello che era il superfluo e venivano muniti di mascherina, di guanti e ovviamente misurata la temperatura, e dopo procedevamo con la visita normale. Ovviamente la visita ambulatoriale veniva riservata a persone che comunque stavano bene. Personalmente, ma anche i miei colleghi, abbiamo seguito a domicilio dei pazienti
positivi o comunque poi che si sono rivelati tali, e a questi abbiamo dedicato ovviamente un accesso domiciliare, quindi siamo andati noi con tutti i nostri dispositivi a visitarli a casa, anche perché il rischio principale era quello di diventare noi stessi anche vettori dell'infezione, quindi di andare a casa per casa e poi diffondere noi il virus all'interno degli abitanti di Vò. Io ci tengo comunque a ringraziare sia l'amministrazione comunale per il supporto continuo e il dialogo continuo che abbiamo avuto, e anche ovviamente tutta la cittadinanza che si è sempre stata dimostrata molto, molto gentile e paziente, perché appunto soprattutto le prime 48 ore anche adeguarsi a un nuovo stile di gestione della medicina territoriale insomma è un po' difficile, hanno risposto veramente con grande intelligenza e gentilezza. Grazie. Grazie dottore. Resta lì. Domande? Poi per organizzare le domande, non so se volete. Allora, Vanzan, Salmaso o Salmaso Vanzan? Prima le signore. Volevo dirvi Sostini, Simonato, Gallea, se volete farle particolarmente una... Vabbè, io la faccio, buongiorno, poi decide chi rispondere. Volevo sapere, buongiorno, se secondo voi l'atteggiamento dei pazienti di Vò, proprio per la particolare situazione che hanno vissuto, è cambiato nei confronti delle cure personali, ma soprattutto della vaccinazione, perché a settembre-ottobre riprenderà la vaccinazione, intanto quella anti-influenzale. Avete idea, avete già parlato con alcuni dei vostri pazienti, che percezione avete avuto? Allora guardi, questa domanda per me è un po' difficile rispondere, perché siamo stati sostituti per 2 settimane, Luca per un po' di più, perché il collega si era poi successivamente ammalato, e ovviamente noi non siamo più in contatto con la cittadinanza tuttora. Io penso sia importante che comunque la vaccinazione venga fatta, quella anti-influenzale, ovviamente se è quello che si stava riferendo lei, e contestualmente eventualmente anche prevedere una vaccinazione antipneumococcica. Questo perché? Perché sicuramente la vaccinazione è uno dei pochi strumenti che abbiamo per ridurre anche e soprattutto quello che è un fattore confondente che può esserci appunto in una riacutizzazione del virus a ottobre, settembre. Insomma, non sono un virologo, non sono un epidemiologo, le do una risposta per quello che è la mia competenza. C'è stato durante la permanenza a Vò, e quindi la vostra attività sia attraverso il telefono che a domicilio quando andavate a trovare i pazienti, o insomma in tutte le occasioni, qualche episodio, un episodio che vi è rimasto particolarmente impresso e che magari non dico che non riuscirete a dimenticarlo, però insomma caratterizzante di quel periodo in cui eravamo un po' tutti angosciati? Certo. Sposta a testa, via. Così mi sembra, se no divento vittima. No, allora diciamo ci sono varie storie personali, diciamo che un aspetto molto particolare, perché magari nessuno ci ha pensato, però all'interno di Vò c'erano anche molti bambini, molti di questi neonati, e ovviamente i pediatri si trovavano all'esterno, perché Vò di per sé non ha un pediatra di base, di famiglia, e per cui noi sempre, diciamo interfacciandoci sempre col curante, abbiamo visitato, siamo stati un po' gli occhi e le orecchie del collega, e quindi abbiamo visitato anche bambini di pochi mesi, insomma, e questo personalmente è stata una cosa molto, molto bella. Dopo ci sono tante altre storie, però non voglio insomma occupare troppo tempo. Ecco, lascio la parola a Luca. Non abbiamo un microfono portato. Tanti microfoni non ci arriva. Una forbice ci vuole. Vabbè, vai. Sì, un altro episodio. Tranquillo. Questo episodio che io porto dentro è veramente una situazione che abbiamo gestito sia con gli infermieri territoriali che in collegamento con gli specialisti dell'ospedale di Padova, per una medicazione chirurgica avanzata a domicilio, perché per poter mandarla fuori tramite ambulanza doveva essere una situazione grave. Siamo riusciti a gestire a domicilio in più volte, e quindi veramente la collaborazione da parte di tutti ha permesso la buona riuscita, ecco, dell'assistenza territoriale. Era stato un post intervento, ha avuto una deiscenza di ferita e doveva essere fatto un intervento, però col chirurgo ho provato a fare medicazioni a domicilio quasi giornaliere,
per vedere se qualche cosa... Andava lei, dottore, a casa? Sì, io ho guardato tutto quanto l'IDP assieme all'infermiere di turno e andavamo quasi giornalmente a fare le medicazioni per valutare se c'era aggravamento per riuscire poi a mandarlo oppure... Quindi non è tornato in sala operatoria? Ci è tornato dopo un mese, ma perché c'era stata un'ulteriore complicanza. Dottoressa Gallea? Per me il caso che è rimasto più, che mi porterò a vita, è il caso di una signora anziana con un'iniziale demenza. La cosa che ha influito di più sulla nostra attività di quelle 2 settimane è stato proprio l'isolamento, perché Paolo ha citato i bambini, io cito le persone anziane. Gli anziani in quel momento si sono trovati improvvisamente isolati. E il caso di questa signora era una signora di 85 anni la cui figlia abitava nel comune limitrofo e che quindi quotidianamente era abituata ad andarla a trovare e all'improvviso la figlia non poteva più andare lì per 2 settimane. Nonostante la figlia al telefono le ribadisse quella che era la situazione, il fatto che comunque non potesse andarla a trovare perché c'era comunque questa situazione di chiusura, e la signora apparentemente sembrava capire, poi ha avuto uno scompenso. E mi hanno chiamato i familiari allertati una mattina dicendo se potessi andarla a visitare a casa per vedere un po' come stava. Io l'avevo trovata abbastanza, si era un po' ripresa e le sono stata vicina, abbiamo fatto tutta la visita, la signora si è tranquillizzata e la cosa che mi ha colpito di più è stata che la figlia mi ha chiesto, siccome la mamma non è molto in grado nella gestione della terapia, perché comunque in quel momento non c'era lei che potesse andare a controllare, mi ha chiesto può controllare nei cassetti se per caso ci sono tutti i farmaci di scorta o se per caso le è finito qualche farmaco ed eventualmente provvedere alla prescrizione. Questo è andato un po' oltre a quello che era l'attività clinica, cioè della visita e tutto, però comunque comprendendo anche quello che è il problema magari appunto per dei figli che erano fuori, così come dei figli che erano chiusi a Vo e non potevano andare a trovare i genitori anziani fuori Vo, perché comunque il blocco è stato comunque importante e drastico ma fondamentale, e questo è stato quello che ci siamo anche trovati a fare proprio per cercare di essere di aiuto il più possibile alla popolazione. Grazie. Salmaso. Bene, buongiorno. Marchiori anche. Dottoressa Gallea, approfitto del fatto che lei è lì per rivolgere la domanda, e voi avete operato a Vo nella fase più acuta della pandemia, all'inizio mi pare, e Vo è diventato il microcosmo positivo di una storia sanitaria che è stata gestita con grande efficienza e capacità dalla struttura sanitaria veneta e poi direi da professor Crisanti con i tamponi. Che giudizio date di quello che è successo proprio come caso sanitario emblematico che passerà direi alla storia della sanità per quanto riguarda il primo intervento per capire cos'era il Covid in una realtà che è stata la prima a essere, come dire, infettata? Sicuramente la decisione di chiudere immediatamente quel comune, che comunque era stato il comune dove si erano identificati i primi casi, è stata una decisione fondamentale e positiva, perché comunque era, io appunto non sono un epidemiologo e quindi non mi permetto di dare, però sicuramente anche per permetterci a noi di operare in sicurezza. I tamponi sono stati eseguiti nei primi 4 giorni, noi siamo stati lì 2 settimane, avevamo già un'idea, una panoramica di quelli che erano positivi asintomatici, che quindi sono stati immediatamente isolati, e anche per noi diventava uno strumento di sicurezza ulteriore per evitare di far venire o comunque di utilizzare dei dispositivi di protezione maggiori qualora dovessimo visitare dei positivi a domicilio, e quindi questo è stato sicuramente fondamentale per poter collaborare, per poter lavorare. È stato ovviamente un episodio irripetibile, perché comunque un comune di 3.500 abitanti che è stato chiuso per 2 settimane era ovviamente una popolazione che poteva poi fungere da dato poi per applicare poi tutta questa cosa a livello statistico, a livello regionale, quindi sicuramente è stata una cosa molto molto utile anche per la nostra esperienza. Sì, no, quella decisione è stata adottata, come è stato ricordato qui più volte, dal Presidente Zaia, e poi con il supporto della struttura della Regione, e poi il professor Crisanti ne ha fatto un caso scientifico internazionale. Ecco, io le volevo chiedere se dal suo punto di vista si può ripetere anche in una popolazione più vasta come caso clinico, o se invece ritiene che sia stato
un fattore del tutto eccezionale che quindi... Diciamo che, nel senso che poi in realtà è partita Vo come zona rossa, poi dall'8 di marzo in realtà la zona rossa era stata estesa alle 3 province, poi dopo, immediatamente dopo a tutta la regione, quindi in realtà diventa poi difficile pensare di applicare una procedura così intensiva di tamponamento di massa a livello di tutta una popolazione di una regione, perché comunque servono anche degli strumenti, servono anche è impossibile, penso, una cosa del genere, però ovviamente la statistica insegna che quando il campione è sufficientemente ampio poi la cosa si può estendere anche a livelli di grandi numeri. Quindi. Ecco, voi avete ricevuto l'onorificenza del Presidente della Repubblica e vi ha colto di sorpresa questa decisione, ovviamente vi farà molto felice, credo. Il Presidente Mattarella sarà a Vo a settembre quando verrà inaugurato l'anno scolastico. Cosa ne pensate di questo momento pubblico che appunto il Capo dello Stato vi ha riconosciuto? Beh, è stata una sorpresa, sì, perché non lo sapevamo. Io precisamente mi trovavo in studio, stavo lavorando, avevo il paziente davanti a me quando una giornalista mi ha chiamato, pensavo fosse un paziente, ho visto un numero sconosciuto sul cellulare, ho risposto, invece era la giornalista che mi comunicava questa notizia, quindi è stata sicuramente una grande sorpresa, una grande emozione. E siamo felici di questo riconoscimento, anche perché è un riconoscimento che ci sentiamo di condividere con tutti i colleghi che hanno lavorato con noi nel territorio. Io qualche settimana fa avevo visto una vignetta che girava sui social di come la medicina generale abbia rappresentato un po' la cinta muraria. Abbiamo Montagnana, abbiamo Cittadella nella nostra provincia e l'esempio secondo me è proprio calzante. Noi dovevamo proteggere la roccaforte, cioè noi dovevamo arginare tutto quello che era gestibile a domicilio, cioè fermare, evitare l'intasamento degli ospedali, e quindi noi eravamo la cinta muraria, quindi solo quando la cinta muraria è forte ed è continuamente rinforzata, allora anche la roccaforte può resistere. Questo secondo me è diciamo, la metafora che più di tutto può rappresentare, e quindi che questo riconoscimento sia andato sia appunto a chi ha operato nelle terapie intensive, nei pronti soccorsi, comunque su tutti i campi tra i colleghi, ma anche chi ha fatto un po' da sentinella e anche da argine diciamo, sulla prima linea, ci ha comunque inorgoglito. Ecco, lei ha usato la parola esatta, eravate le sentinelle che hanno fatto appunto la prima linea. Uno dei segreti per cui il Veneto ha avuto la capacità di reagire con grande efficienza alla pandemia è stata proprio la sanità territoriale, questo ormai viene riconosciuto da tutti, ma tra la popolazione c'è ancora paura, il Covid è ancora un incubo che fa paura, oppure abbiamo capito come affrontarlo? Qual è l'impressione che avete ricavato voi in questi mesi di esperienza? Allora, io penso che qualsiasi cosa che abbia un'incognita faccia sempre paura a chiunque, quindi non sapendo di come nessuno potrà dare con certezza esattamente come andranno le cose, quindi chiunque giustamente deve avere un minimo, perché la paura poi fa nascere anche le precauzioni, perché ovviamente se nessuno avesse paura sospenderemo qualsiasi tipo di precauzione, dall'uso delle mascherine al distanziamento sociale, qualsiasi cosa. In realtà bisogna appunto procedere sempre in allerta, cioè quindi dobbiamo andare avanti. La popolazione comunque ha capito bene, perché ovviamente il lockdown l'hanno vissuto tutti in prima persona, quindi sanno che cosa vuol dire, e quindi c'è una consapevolezza di quelli che possono essere i rischi di un'eventuale ricrudescenza dell'emergenza, quindi sicuramente c'è e c'è consapevolezza. Bene, grazie, buongiorno. Io vi volevo chiedere, magari se volete rispondere anche tutti e tre, a livello emotivo, soprattutto all'inizio, come l'avete vissuta? Perché il virus era sconosciuto, la paura c'era. Va bene il giuramento, va bene che siete medici, però siete anche esseri umani, e per cui vorrei sapere a livello emotivo quali sono stati i vostri timori, le vostre paure e le vostre sensazioni. Sì, ci alterniamo così non lo so. Sì, prego. Allora, sicuramente la preoccupazione c'era, più che altro la paura di portare in giro, portando a casa ai nostri familiari l'infezione, sia sintomatici, di infettarci noi stessi, peggiorare. Però questo ancora di più ci faceva ricordare le precauzioni da mantenere, i DP da indossare correttamente, la corretta vestizione e vestizione. Questo veramente ci ha fatto punto forza per
Questo, e poi per trasmetterlo anche a tutti i nostri assistiti, l'importanza, ecco, nel rispettare appunto queste disposizioni. È chiaro che c'era sempre, perché non sapevamo come esattamente si trasmetteva e speravamo appunto che tutti i DPI bastassero. La prima settimana è stata veramente terribile. Devo dire che era ancora inverno ed era freddo e con tutta la bardatura io il freddo non lo sentivo. Ecco. Allora, dal punto di vista emotivo, io quando è scoppiata, diciamo, un po' la bolla il 21 di quel venerdì, non mi trovavo in Italia, ero a trovare mio fratello in Inghilterra, e quando ho ricevuto il messaggio, insomma, ho accettato, tra virgolette, senza avvisare ovviamente a casa, perché non volevo che aggiungessero ulteriore ansia alla mia decisione, insomma. E dopo, ovviamente, a livello emotivo, diciamo che quelle 2 settimane che sono stato a voi, anche le 2 settimane successive, mi sono messo, tra virgolette, in quarantena, cioè sono sempre stato a casa mia, in camera mia, non ho interagito con i miei familiari, con nessuno, perché appunto, come ripetevo prima, non c'erano conoscenze scientifiche certe né sulla trasmissibilità né su anche il periodo di quarantena, che era 14 giorni previsto per la comparsa dei sintomi, quindi ho vissuto un po' da recluso, come se fossi io stesso malato, appunto perché non volevo mettere in pericolo le persone, gli affetti vicino a me. E poi ovviamente la cosa personalmente che è stata un po' straniante all'inizio è vedere che quando si entrava c'era comunque un atteggiamento molto prudenziale, con le mascherine e tutto, e ovviamente nei paesi vicini non si era ancora percepito quello che sarebbe stato poi. E quindi questo creava un po' di conflitto interiore, psicologico anche, se vogliamo, tra il mio vissuto e quello che vedevo vicino a me, insomma, ecco. Sì. Diciamo che sicuramente c'è stata un po' di titubanza all'inizio, perché comunque non sapevamo, come appunto hanno detto i miei colleghi, a cosa stavamo andando incontro, esattamente, non sapevamo quello che sarebbe successo dopo, non potevamo prevederlo sicuramente. E il problema è che il tempo per decidere era molto poco, era domenica, erano le 12 di domenica quando abbiamo ricevuto questa richiesta, e bisognava prendere il servizio il giorno dopo, e quindi diciamo che in un primo momento sì, c'è stata anche un po' di paura, un po' di timore. Poi dopo lo spirito che ha prevalso è stato quello proprio del servizio, ma non del servizio inteso semplice senso del dovere. Io ho fatto un percorso di formazione in medicina generale, lavoro nell'ambito della medicina generale da 7 anni e quindi so bene quella che è la figura di un medico in medicina generale. Pensare che 3.500 persone non avessero un loro medico di riferimento, comunque nessuno che potesse rispondere alle loro domande, anche visto quello che stava succedendo nelle ultime ore in continuità assistenziale il sabato e la domenica, ci ha comunque detto sì, ha prevalso su qualsiasi paura, perché abbiamo detto sì, come lasciamo un paese lì senza nessuno, e quindi abbiamo deciso di andarli a sostituire. Va bene ragazzi? Alda? No. Altre domande? Perfetto. Chiudiamo. Grazie. Buona giornata a tutti, buona domenica. Grazie ragazzi. Grazie. Ecco, una conferenza stampa in cui abbiamo conosciuto quelli che il governatore Zaia ha definito gli eroi di Vo, questi 3 giovanissimi medici che sono stati fondamentali nel periodo, nei giorni in cui Vo era zona rossa e quindi era, lo ricorderete, blindato, il paese completamente blindato, nessuno poteva né uscire né entrare. Questi 3 medici sono stati fondamentali per venire incontro alle esigenze, per curare nella maniera più spicciola le persone, tutti quanti gli abitanti, questi 3.500 abitanti del comune del Padovano.
Diamo uno sguardo alla tabella, il governatore ha dato i dati all'inizio della conferenza stampa, allora vediamola assieme per chi non fosse riuscito a seguirla, e c'è questo più 6 nuovi casi positivi, un totale di 19.245, le persone in isolamento domiciliare sono scese a 833, andando a vedere invece la situazione in ospedale per quanto riguarda area non critica e terapia intensiva. Belle notizie perché c'è questo -1 in area non critica, un totale di 225, 0 sono le persone in terapia, nuove persone in terapia intensiva, quindi resta stabile la situazione in terapia intensiva con queste 12 persone in terapia intensiva, tra l'altro 11 di questi 12 negativizzati, resta soltanto un positivo, mentre invariata la situazione anche per quanto riguarda i decessi da ieri pomeriggio alle 5 a oggi, 0 nuovi decessi, fortunatamente restano quindi a 1423, questa è la situazione. Abbiamo sentito anche il governatore Zaia che ha dato tutti quanti i dati specifici, insomma, però questa è la situazione che sta andando decisamente verso il miglioramento. I dati parlano chiaro, insomma. E oggi invece è stata una giornata a Venezia un po' particolare, è stata definita la giornata della Vogada della Rinascita e c'è stato un momento molto emozionante, l'alzaremi davanti all'ospedale di Venezia. E allora il collega Lorenzo Maier ha girato un paio di video, allora vorrei mandarvi prima il video in cui il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, lancia questo forte messaggio. Allora vediamo se riesco a farlo partire così lo vediamo assieme. E eccolo qua. Una regata per ricominciare, è l'occasione per poter rilanciare la voga veneta a Venezia. Voglio ringraziare il presidente Zaia per l'ordinanza che ha voluto rilasciare per consentire alle persone di stare in barca, perché in tutto rispetto alle regole vogliamo tornare a dimostrare che la gente può socializzare. Dimostriamo a Venezia di rilanciarci, è un esempio perché sappiamo che saranno mesi difficili, dobbiamo rilanciare la socialità, dobbiamo uscire dalle case, dobbiamo rilanciare l'economia, far ripartire le fabbriche, le aziende, il turismo, e a Venezia vogliamo dimostrarlo, per cui nessuna lacrima, un grande omaggio ai sanitari che ci hanno aiutato, simbolicamente ovviamente l'ospedale di Venezia, ma in rappresentanza di Mestre, di Dolo, di San Donà di Piave, di Chioggia, di tutto l'entroterra e di tutta l'Italia. Ma anche vogliamo ringraziare tutti i lavoratori, le forze dell'ordine, le persone che hanno lavorato sugli autobus, sulla nettezza urbana, tutte le persone che hanno continuato a vigilare su di noi. L'Italia riparte, vogliamo farla ripartire da Venezia. Insomma, anche il sindaco di Venezia, abbiamo visto, Luigi Brugnaro, assieme alla moglie, tra l'altro, ha partecipato a questo momento. Adesso vediamo se vi mostro, eccolo qua, vi mostro anche le immagini proprio dell'alzaremi, guardate che momento suggestivo. Abbiamo visto i medici e infermieri dell'ospedale di Venezia che sono stati salutati proprio da questi vogatori con l'alzaremi. È stato un momento molto suggestivo, emozionante, è stato un momento in cui si è ringraziato il lavoro che hanno portato avanti questi che si possono definire soldati in trincea in prima linea, davvero i medici che hanno toccato con mano quotidianamente in questi mesi tremendi, hanno toccato con mano purtroppo anche la morte, perché dobbiamo ricordare che sono morte tantissime
tantissime persone, siamo in Veneto, ecco, una situazione davvero tremenda, però loro in prima linea sempre per cercare di aiutare e salvare tante vite umane. E adesso ci spostiamo a Vicenza, perché abbiamo ascoltato proprio dopo i vari finanziamenti che sono stati promessi dal governo per chi ad esempio ha un locale pubblico, quindi bar, ristorante e quant'altro. Abbiamo ascoltato la voce di chi dovrebbe riceverli questi soldi, ma ancora non ha visto nulla. Se poter manifestare è un diritto sancito dalla Costituzione all'articolo 21, è pur vero che ci sono regole ed esigenze di opportunità da seguire e accettare nel rispetto di tutti, ma giovedì sera tutto questo sarebbe venuto meno. La manifestazione organizzata da antagonisti e centri sociali, autorizzata dal Questore, doveva essere circoscritta a Piazza Castello e statica, con distanziamento sociale, ovvero niente corteo. Ed invece i manifestanti sono risaliti fino a Piazza dei Signori, in barba al divieto di assembramento e all'uso di mascherine, mentre chi lavora nei locali del centro si sforza di attenersi alle regole. Noi mascherine, i tavoli distanziati, quindi magari almeno all'interno puoi perdere del lavoro, tutto igienizzato, perdiamo anche più tempo perché bisogna sempre igienizzare i tavoli eccetera, tutto sempre in regola, magari anche con l'ansia di sbagliare e poi questi tutti insieme. Lascia un po' perplesso, quello che manca sono i controlli secondo me, cioè permettere una cosa del genere in un centro storico dove vengono richieste tante attenzioni è sbagliato. Abbiamo dovuto chiuderci dentro perché la polizia ha detto beh è meglio, anche perché c'erano dei bambini all'interno, chi c'era si è un po' magari spaventato, poi magari non succedeva nulla, però e quindi sì, perso magari anche del lavoro o comunque obbligati a rimanere dentro a quell'ora. Non è stato simpatico? No, non è stato simpatico, c'era anche un sacco di gente che scappava via perché sembrava che dessero anche delle botte alle vetrate di Soprana. È assolutamente scandalosa, perché mentre in altre realtà tipo, non so, anche il gioco, il calcio viene permesso però regolamentato fino al millesimo, qua invece è proprio briglia sciolta completa, insomma, brutto. Esercenti ma anche commercianti che stanno soffrendo parecchio in questo periodo. Diciamo che è un aiuto sicuramente in più, anche perché forse questi li prendiamo sicuramente, perché quelli dello Stato è sempre vi arrivano, ve li diamo, però non si vede niente. La Regione mi fido già di più che sicuramente se Zaia è riuscito a predisporla vuol dire che riesce a darceli, se no non l'avrebbe secondo me messo in atto questo bando. Speriamo che sia un aiuto, perché qua veramente la situazione non è che sia tanto bella. È sicuramente utile perché c'è ancora poco movimento alla sera, ci sono solo i classici giovani da bar, però le famigliole, le coppiette che si fanno la passeggiata fanno un po' fatica a girare, quindi un aiuto dallo Stato, dalla Regione sono sempre bene accetti. Io ho anche letto praticamente tramite associazioni artigiani che c'è questo prestito di Covid a fondo perduto, se lo speriamo bene, visto appunto la perdita, parlo più anch'io, ho appena cambiato attività la zona, e sì che speriamo che sia una cosa reale e che appunto ci aiuti a riprendere, perché c'è stata una bocca di ossigeno all'inizio delle attività, però ora purtroppo è decaduto tutto. Indubbiamente quello che può aiutarci, un aiuto in più, dopo bisogna vedere come arriva, quando arriva e tutto insomma. Come sta andando con quelli dello Stato? È arrivato qualcosa? Quello Stato qualcosa è arrivato, le ragazze ancora niente. Sicuramente che servono, in questo momento sì. Stavo parlando col signore proprio che ci voleva proprio un aiuto in più, perché non... Come sta andando con quelli statali? A gocce. E tra l'altro a Romano Dezzelino anche il comune si è messo in gioco, ha stanziato 150.000 euro per dare una mano alle microimprese. Una misura concreta per le partite IVA da 1 a 5 addetti, non di più, di Romano Dezzelino, il cui fatturato durante l'emergenza Covid si è fermato. Il comune stanzia 150.000 euro su 2 linee, ciascuna dà un contributo, una tantum e a fondo perduto, per la ripresa delle attività e per l'affitto. I primi 2 criteri di accesso è avere un fatturato annuo inferiore al 1 milione di euro e avere meno di 5 addetti, quindi proprio puntiamo alle più piccole
e a quelle che più hanno sofferto questa crisi. Purtroppo però cominciano a mancare le commesse, quindi c'è tutta una filiera che deve ripartire. Anche chi nel piccolo comunque commercia con l'estero, quindi vende anche all'estero, e quindi queste sono veramente adesso ferme. Sono circa 800 le aziende di Romano con meno di 5 addetti, pari all'84% di tutte le attività professionali ed economiche sul territorio comunale. Presentata la domanda, entro il 9 luglio verrà stilata una graduatoria a punti. È tutto spiegato nel bando. Con questo bando e con le risorse che stanzieremo arriveremo a circa 500.000 euro di impegno per il territorio, e appositamente ci siamo rivolti principalmente alle aziende con circa 400-450.000 euro che verranno stanziati da qui a fine luglio per aiutare chi poi dà lavoro. La parte rimanente invece verrà dedicata alle famiglie per le emergenze principali e soprattutto contingenti. Una cosa che non ha fermato il Covid-19 è la violenza contro le donne. Pensate, in pochissimo tempo sono stati almeno una quarantina gli accessi al centro antiviolenza di Vicenza. Noi abbiamo dovuto gestire dei casi molto delicati, anche di donne che stavano facendo un buon percorso di uscita dalla violenza e che nella costrizione a casa hanno dovuto tenere i toni molto bassi e fermare il proprio percorso o rallentarlo di molto, proprio perché non c'erano gli strumenti di uscita. L'effetto lockdown causa pandemia è stato anche questo: donne che stavano cercando di uscire dalla spirale di violenza, aggressione verbale, psicologica e fisica, che sono rimaste in un semilimbo, sebbene costantemente supportate dalle operatrici del centro antiviolenza di Vicenza, gestito dall'associazione Donna Chiama Donna. Telefonate, chat e videochiamate sono state il loro gancio con la donna in difficoltà. Violenza che il Covid però non ha fermato, se non piuttosto, visto la costrizione a rimanere in casa, ha messo ancora più a nudo con nuovi casi. Sono state prese in carico ugualmente 40 donne durante il lockdown, quindi insomma siamo soddisfatte per il lavoro fatto. 49 donne? 49 donne durante questi mesi. In carico ne abbiamo 175 ad oggi fra il centro antiviolenza di Vicenza e lo sportello di Arzignano. C'è ancora molto da fare, serve una forte sensibilizzazione verso i giovani, gli uomini, le istituzioni e non solo. Ai tribunali, affinché non effettuino oltretutto una vittimizzazione secondaria sulla donna, perché alle volte non viene creduta, non vengono ascoltati i minori che vivono queste situazioni. C'è ancora tanto lavoro. Sì, infatti c'è davvero tanto lavoro ancora da fare. Adesso ci occupiamo invece di agenzie di viaggio, cambiamo completamente argomento. Agenzie di viaggio che sono bloccate praticamente nei mesi di lockdown, adesso lentamente pare che qualcosa si stia muovendo. Sì, buongiorno signora. Certo signora, siamo aperti con piacere. Ci trova tutti i giorni dalle 9 alle 13 oppure il pomeriggio su appuntamento. Da questo mese inizia la ripartenza, le prime telefonate confermano il trend positivo. Il turismo ha subito una battuta d'arresto non indifferente, ormai è risaputo. Quello che non tutti sanno però è che le agenzie di viaggio invece non si sono affatto fermate. In questi mesi di lockdown infatti il lavoro è continuato anche da casa in smart working. Un modo per restare vicini ai propri clienti e, sorpresa ancora più incredibile, anche vicino a chi aveva deciso di partire in autonomia e poi si è trovato bloccato all'estero per via del Covid. Nell'agenzia di Lidia Pagnanini hanno aiutato a tornare a casa dall'estero molti trevigiani, dai ragazzi in Erasmus fino ai viaggiatori fai da te, chi bloccati in Brasile, chi negli Stati Uniti. Una cosa positiva che è emersa da tutta questa situazione è che tanti clienti, tante persone che prima si rivolgevano comunque ai canali online per l'acquisto di pacchetti, voli, soggiorni, adesso hanno capito, hanno riconosciuto l'importanza, la garanzia e il servizio che dà un agente di viaggio e sono rientrati dalle nostre porte. Il lavoro nelle agenzie da questo mese sta iniziando fortunatamente ad aumentare. I trevigiani vogliono tornare a viaggiare. Le prenotazioni in maggioranza scelgono il territorio italiano per non rischiare imprevisti riguardo a cancellazioni di voli o blocchi causa Covid. Ecco allora che le agenzie hanno accantonato le mete all'estero proponendo le classiche spiagge del sud Italia e delle isole. Noi abbiamo aperto nuovamente l'agenzia il 3 giugno, dopo appunto 3 mesi di chiusura totale, quindi di fermo di ogni attività, con conseguenti cancellazioni e spostamenti dei vari viaggi organizzati.
Non possiamo dire sicuramente che c'è l'affluenza degli anni passati, ma comunque qualcosa inizia a muoversi. I prezzi si sono alzati come tutti gli anni anche per via delle spese di sanificazione necessarie, ma molti si augurano di utilizzare il bonus vacanze, un ulteriore modo per promuovere di più il nostro paese. Gli addetti ai lavori nel frattempo chiedono al governo le giuste attenzioni per garantire la ripresa del settore. Cerchiamo di non essere più invisibili, cerchiamo aiuti concreti, quindi un bel fondo perduto, un bel sostegno alle nostre imprese. Siamo alla pagina politica verso le elezioni comunali a Venezia. Intanto il candidato sindaco Pierpaolo Baretta punta al rilancio delle municipalità. Le municipalità che compongono il Comune di Venezia rappresentano un valore che l'attuale amministrazione ha svilito e deprezzato. Lo ha affermato Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia e candidato sindaco di Venezia, che ha incontrato proprio i consiglieri uscenti delle municipalità, sottolineando il ruolo centrale di queste istituzioni per l'ascolto dei cittadini e l'importanza che dovranno tornare a rivestire in un'ottica di partecipazione e decentramento. È una delle cose più sorprendenti questo aver deprezzato le municipalità, perché una città complessa, così diversa anche come Venezia, ha proprio bisogno di essere governata con l'aiuto del territorio, ma non è solo una questione di municipalità, è proprio uno stile di governo. Basta pensare che non c'è l'assessore alla cultura, quindi è un modo di pensare che l'uomo solo al comando risolve i problemi. No, io sono assolutamente convinto che invece bisogna coinvolgere, partire dai territori, dall'associazionismo anche che c'è nel territorio. Secondo Baretta, una buona amministrazione si regge su 4 punti: un buon sindaco, una buona giunta, un buon decentramento nel quale le municipalità giocano un ruolo chiave e un buon dialogo con il territorio. Io penso a una consulta costante con l'associazionismo del territorio. Attenzione, l'associazionismo è molto vario, c'è associazionismo culturale, bisogna pensare a una produzione industriale in città, c'è l'associazionismo sportivo, ce n'è molto e deve trovare una sintesi, c'è l'associazionismo religioso che è importantissimo per sostenere un welfare e soprattutto le difficoltà del disagio, quindi è una vita collettiva che va resa compartecipe delle scelte dell'amministrazione. E non deve avere invece colori politici, colori di partito, la battaglia che si sta portando avanti a Bassano, in tutta la Pedemontana, per riportare al Museo Civico la pala da Pontiana di Sant'Anna. La pala di Sant'Anna è di tutti. Il capolavoro di Jacopo Bassano è di proprietà morale e culturale dei bassanesi, degli asolani, della Pedemontana, del territorio per la quale è stata creata e nel quale è stata pensata secoli fa da Jacopo da Ponte. Fin qui siamo tutti d'accordo. Corollario di questo concetto è che la politica non può tentare di mettere nelle mani né alcun simbolo di partito sulla pala di Sant'Anna. Ogni gioco politico su questo campo deve portare a un cartellino rosso per chi intende arrogarsi una battaglia così importante per tutto il territorio. Un esempio? L'ex assessore bassanese alla cultura Giovanni Cunico, attualmente consigliere comunale di minoranza, ha ben pensato di tentare di intestarsi politicamente la raccolta di firme nata per sottoporre la querelle della pala al ministro dei beni e delle attività culturali Dario Franceschini. Pochi giorni dopo l'attivazione della sottoscrizione, ecco l'annuncio: abbiamo 170 firme, le porteremo al ministro. Il quale ministro, vedendosi arrivare una manciata di firme e una delegazione priva di sindaci, assessori, esponenti della regione, parlamentari, tutti con le bandiere di partito ben arrotolate e lasciate alla stazione dei treni, non può che presupporre appunto che la visita sia meramente politica. E tanti saluti a qualsiasi possibilità di riavere la pala a Bassano. Noi di Rete Veneta siamo dalla parte dei bassanesi, dalla parte della Pedemontana, dalla parte di un territorio che rivuole indietro uno dei suoi simboli artistici e culturali, e chiediamo alla politica di trasformarsi davvero in qualcosa che riguarda tutti, la polis e la grande città pedemontana. Una politica in grado di mettere da parte le divisioni per lavorare da destra a sinistra con un unico scopo: riportare a casa Sant'Anna. Allora sì, questa politica sarà dalla parte dei cittadini, dalla nostra parte. Adesso invece ci occupiamo di un'emergenza sociale che si sta acuendo soprattutto in quest'ultimo periodo. La situazione che riguarda i padri separati che si trovano tra l'altro in difficoltà economica.
Quella di oggi è stata una bella pagina di cooperazione sul territorio tra 3 diversi attori: Comune, IPAV e Associazione Nazionale Padri Separati. IPAV in questa maniera ha cercato, attraverso questa concessione di immobili con comodato gratuito per 3 anni rinnovabili, di dare il suo prezioso contributo a una tematica che è davvero una piaga sociale, quella dei padri separati, e che è una tematica che spesso non coinvolge solamente i papà ma anche i bambini. Nonostante non se ne parli molto, le precarie condizioni economiche e abitative di molti padri separati rappresentano un'emergenza sociale dai contorni drammatici. Un aiuto arriva ora dall'inaugurazione di 2 appartamenti delle istituzioni pubbliche di assistenza veneziane in via Costa a Mestre, da dare in concessione a padri in difficoltà dopo la separazione. L'idea nasce da un accordo tra Comune, IPAV e Associazione Nazionale Padri Separati per dare una risposta a un bisogno sociale emergente in Italia e anche a Venezia, e per dare una soluzione temporanea ai padri che si trovano in un momento particolare della loro vita fuori casa, col rischio di dover dormire alle volte in macchina e non avere uno spazio dove crescere e stare coi figli nei giorni in cui i figli sono con loro. E quindi da questo bisogno è nata una risposta di 2 appartamenti temporanei che IPAV ha messo a disposizione gratuita dei padri separati, e il Comune affiancherà con dei progetti di inclusione sociale e percorsi verso l'autonomia. L'intesa riguarda cittadini residenti nel territorio comunale di Venezia che possono essere segnalati anche dal personale dei servizi sociali comunali e che sono chiamati solamente a compartecipare alle spese vive durante il periodo di accoglienza presso uno degli appartamenti. Non è che tu vieni a vivere in questa casa e hai risolto i tuoi problemi, viene accompagnato il padre in questi 6 mesi o 1 anno a poter riavviarsi, a trovarsi un altro domicilio che poi può diventare definitivo, e qui si è solo di passaggio, ma è l'aiuto iniziale che è fondamentale, perché purtroppo i padri separati non dicono neanche in casa ai propri genitori, quindi ai nonni paterni, che si stanno per separare. E noi siamo arrivati al termine del nostro Focus TG. Prima dei saluti però ricordo gli appuntamenti del pomeriggio. Si comincia alle 16:30 con Tai Chi, ginnastica dolce e zumba, e poi alle 18 l'appuntamento come sempre con la Santa Messa dal Santo di Padova in diretta. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un buon pomeriggio a tutti voi.